Pace e bene a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà. Sì, 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 escludo gli uomini e le donne che appartengono alla politica. Sì, sì, perché non ce l'hanno pace e non tenono volontà di fare qualcosa di buono per questo paese. Vabbè, ho detto tutto questo tanto per iniziare un discorso. Tanti anni fa i cantanti per arrivare al successo cantavano una di tutte. Anni fa alcuni cantanti si sono affermati con le canzoni a doppio senso, per esempio Enzo Ghinazzi in arte Pupo, gelato al cioccolato dolce, ve la ricordate? Canzone scritta dal simpatico Cristiano Malgioglio, Renzo Arbore, il clarinetto. Sto fenomeno poi si è spostato a Napoli. Sì, a Napoli tenemmo il principe del doppio senso, Alberto Selli, un ballero cavallo, la gatta, la bicicletta. A me piace assai quella canzone che si intitola Caffè Safor, una canzone. E poi ci sono state tante e tante altre canzoni che piano piano si sono affermate. Sono canzoni che all'inizio sono state criticate, poi si sono affermate. Per esempio Un latitante di Tommy Riccio. Sì, sì, grandi soddisfazioni per Tommy Riccio. Sì, sì, sì. Tu sia latte e a benzina. Questa è una canzone cantata da Giacomo Lauro. Sì, grandi soddisfazioni. Ancora oggi si canta questa canzone, in particolare sui matrimoni, prima che esce un fritto di pesce, tutto quanto in coppia e seggio con falzoletto, ma sì, sì, è la canzone del falzoletto. Vabbè, però attualmente Giacomo Lauro sì, 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 ha pazziato con correre napoletano, sì, sì, ha fatto centro, sì, ha fatto centro. Per me già aveva fatto centro tanto tempo fa che canzoni precedenti, sì, 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 sì. Con questo, no, tanto, dice Cocco Cusarella, arrivederci, a voi Giacomo.